manifestazione organizzata da Salvini contro il governo in piazza, centrodestra ricompattato, sul palco anche il governatore Zaia che porta la bandiera dell'autonomia, parla di un Veneto modello e attacca sulla sicurezza, ridare il manganello ai poliziotti. Direzione regionale del Partito Democratico ieri sera a Padova, i Dem verso il voto del 2020 ufficializzano l'apertura del dialogo con Movimento 5 Stelle e Civici, entro fine anno individuato il candidato che sfiderà Zaia. Maltrattamenti alla compagna, arrestato a Brescia dove vive sotto protezione l'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero, faccia d'angelo, lacrime dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. Il killer dei 2 agenti uccisi in questura Trieste sarebbe stato in possesso di 2 pistole con munizioni nella sua abitazione, le parole di un triestino che aveva conosciuto Alejandro Meran. Tragedia a Valdobbiadene, 40enne in sella alla bici finisce contro un'auto lungo le colline del Prosecco, impatto fatale per l'uomo, un commerciante di Maserata. Sfrattata a 81 anni dalla casa in cui è nata, attorno a lei una gara di solidarietà di cittadini e associazioni per impedire che se ne vada, accade a Venezia. Basket, poche ore ormai dal fischio d'inizio di una gara attesissima per la De Longhi Treviso, i tifosi dopo quasi un decennio il ritorno del derby contro Venezia. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Apriamo con la politica e con la manifestazione di Roma in piazza San Giovanni voluta da Matteo Salvini contro il governo giallorosso. Sul palco anche i governatori, tra cui quello del Veneto Luca Zaia. Il governatore del Veneto Zaia sale sul palco di piazza San Giovanni e come prima cosa appoggia sul leggio la bandiera dell'autonomia con il leone di San Marco, vessillo che poco dopo, al termine degli interventi dei suoi colleghi presidenti, esibisce nuovamente davanti alla folla romana. Autonomia che qui nella grande manifestazione voluta da Matteo Salvini contro il governo giallorosso entra solo simbolicamente, restando invece fuori dagli interventi ufficiali. Né Zaia infatti né il governatore lombardo Fontana ne parleranno dal palco. Il Presidente del Veneto invece punta sul concetto di buon governo, tira in ballo i sindaci e i governatori alle sue spalle. Non abbiamo abdicato ad amministrare le nostre realtà, dice, non ci sono alibi se ci sono i rifiuti in strada, portiamo qui, continua, il modello di buona amministrazione che mette il cittadino al primo posto. Un messaggio ben chiaro in vista delle prossime elezioni regionali del 2020. Questa non è una piazza che fa distinzione di colore di pelle, di religione, di scelte sentimentali, però questa è una piazza che chiede legalità, che chiede rispetto delle regole. Inutile nascondere, continua il governatore veneto, i 5 milioni di italiani che non riescono ad arrivare a fine mese e ancora. Noi abbiamo la necessità di dire anche ai cittadini che esiste un governo possibile, esiste la gestione possibile di tutto quello che è l'ordine pubblico, la legalità. Qualcuno dice ma come fate? Ma ci sono solo 3 cose da fare. La prima, fare in modo che i cittadini possano difendersi e non che finiscano sul banco degli imputati se vengono aggrediti. Inasprire il codice penale, perché qui in questo paese è sempre più difficile andare in galera. Regole chiare e se rompi le palle in galera. La terza, doverosa, togliere il galateo alle forze dell'ordine e riconsegnare il manganello. La manifestazione di piazza San Giovanni ha ufficialmente sancito il ritorno del centrodestra unito, a dimostrarlo non solo le bandiere di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che sventolano vicine, quanto piuttosto la scelta di Salvini di far salire sul palco prima Silvio Berlusconi, poi Giorgia Meloni, una coalizione che riconosce sempre più la leadership del segretario leghista, come sottolineato anche Zaia poco prima di salire sul palco. Centrodestra, centrosinistra, l'era analogica è finita, siamo nell'era digitale, lo stesso vale in politica che ormai segue altre logiche, spiega Zaia, non più partiti o coalizioni ma la forza della leadership vale ora con Salvini, in passato è stato valido anche a sinistra con Renzi. Intanto il Partito Democratico va all'attacco proprio sull'autonomia con il capogruppo a Palazzo Farrofini Stefano Fracasso. Ringraziamo il Presidente per l'invito al suo punto stampa a 2 anni del referendum, dice, ma non ci saremo. Se ha delle novità il Presidente venga in Consiglio regionale dove non riferisce sull'autonomia da oltre 1 anno. Se non ha novità ci risparmi la passerella. E a proposito di elezioni regionali, lunga e travagliata, la direzione regionale del Partito Democratico ieri sera a Padova, i Dem appunto verso il voto del 2020 scelgono di aprire al dialogo con il Movimento 5 Stelle e le liste civiche. Entro fine anno verrà individuato il candidato.
Un fronte comune per cercare il nome del candidato da contrapporre a Luca Zaia alle regionali 2020. La lunga notte padovana del direttivo PD alla fine ha aperto la strada ai colloqui ufficiali anche con il Movimento 5 Stelle sulla scia dell'attuale governo e all'anima civica della regione. Un campo largo che abbia come argine solo i sovranisti e che metta assieme tutte le persone di buona volontà che in Veneto pensano che sì, siamo a buonissimi livelli, che si sta anche bene, ma che si potrebbe stare molto meglio. Il segretario regionale Bisato verrà affiancato da 6 esponenti democratici, espressione del territorio e delle varie correnti del PD. Insieme a loro aprirà 30 giorni di consultazioni nelle 500 circoscrizioni per individuare i temi della futura campagna elettorale. Io ho lanciato una campagna per cui nei prossimi 30 giorni nel territorio, nei circoli, nelle assemblee provinciali si discuta tutti assieme e vengano fuori 3 temi fondamentali. Io però alcuni già li segnalo: l'impoverimento del sistema sociosanitario veneto, il sistema delle infrastrutture e soprattutto la grande emergenza ambientale. La direzione regionale si è scontrata sull'uso del simbolo e sulla tipologia del candidato. Sapranno i democratici trovare la quadra sul nome che è espressione del partito? Si vociferava già ci fosse il candidato, ovvero Stefano Fracasso, capogruppo in regione, oppure si sceglieranno le primarie? È ancora del tutto prematuro. Ci confronteremo tutti assieme, questi 30 giorni servono ad elaborare temi e a confrontarci con persone. Se naturalmente da questo percorso uscirà il nome del candidato, lo diremo subito all'opinione pubblica, altrimenti nei successivi 30 giorni e quindi entro la fine dell'anno, al massimo all'inizio del 2020, l'obiettivo è quello di presentare ai veneti il candidato a fare il governatore del Veneto. C'è poi chi all'interno del partito sostiene che si possa riprodurre un modello Padova con la scelta di un civico, e sempre da Padova arriva uno dei nomi in ballo, è quello di Arturo Lorenzoni, grande sfidante del sindaco Giordani e attuale vice sindaco, che con la sua coalizione civica ha già avviato in giro per la regione, insieme al gruppo Il Veneto che vogliamo, dei momenti di riflessione per raccogliere i contenuti da contrapporre al programma di Luca Zaia. Intanto sempre a Padova, ma al Palageux Convention per il lancio del neonato Partito dei Veneti. Le bandiere di San Marco sventolano insieme a quelle della Catalogna nel giorno in cui a Roma va in scena la grande manifestazione leghista organizzata da Salvini contro il governo. A Padova il popolo degli indipendentisti veneti si è dato appuntamento al Palageux per la convention di presentazione del neonato Partito dei Veneti, formato da tutti quei movimenti che negli anni si sono sviluppati nel territorio e che hanno come obiettivo quello dell'autogoverno. Oltre 600 i partecipanti arrivati da tutta la regione che hanno ascoltato le testimonianze di una ragazza padovana emigrata in Australia per trovare lavoro, e poi quella di Anna, giovane indipendentista che in questi giorni era a Barcellona per sostenere le proteste del popolo catalano. E proprio il lavoro è stato uno dei temi al centro della discussione. I giovani non devono scappare all'estero per realizzarsi professionalmente, e poi basta inquinamento dopo il caso PFAS che ha riguardato le province di Verona, Vicenza e la Bassa Padovana. Il riconoscimento inoltre della lingua veneta, questi i punti all'ordine del giorno. L'autogoverno che compare vicino al nuovo simbolo del Partito dei Veneti e la richiesta che il movimento intende fare allo Stato centrale, in attesa che arrivino risposte al referendum per l'autonomia votato da oltre 2 milioni di veneti giusto 2 anni fa. Apriamo adesso la pagina della cronaca a partire dal nuovo arresto per Felice Maniero, accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna di 47 anni che, stanca della violenza, lo ha denunciato. L'ex boss della Mala del Brenta è stato arrestato grazie alla nuova legge del cosiddetto Codice Rosso. Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta e da tempo residente a Brescia sotto copertura con una nuova identità, nuovamente arrestato e ora in carcere a Bergamo per aver picchiato la compagna. L'ex boss durante l'arresto si è anche messo a piangere. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP della città lombarda, il provvedimento scattato dopo la denuncia della compagna di 47 anni che ha raccontato di maltrattamenti fisici e psicologici che sarebbe stata costretta a subire da tempo. Maniero arrestato in base al nuovo Codice Rosso, cioè la legge introdotta ad agosto scorso che garantisce un rapido intervento a tutela delle donne che subiscono violenza.
Da 7 anni Felicetto Maniero era tornato in libertà grazie alla sua collaborazione con la giustizia, decisa nel 1995 dopo l'ultima cattura a Torino. Maniero si era visto infliggere una condanna definitiva a 17 anni di reclusione, 11 per associazione a delinquere di stampo mafioso con rapine, traffico di droga e sequestri e 14 per 7 omicidi, dei quali il boss ne ha riconosciuti soltanto 5. Lo status di collaboratore però gli è valso il vantaggio del cumulo delle pene. Nel suo passato una scia di sangue che ha legato alla sua banda 17 omicidi registrati in Veneto negli anni '80, oltre a 2 rapine miliardarie ai danni del Casinò di Venezia e dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove era in partenza un carico di 170 kg d'oro. Ora Maniero, in cella, è in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Torniamo a parlare della sparatoria in questura a Trieste con l'uccisione di 2 agenti, con l'intervista esclusiva di Tele4 ad un triestino che tra fine aprile e inizio maggio aveva conosciuto Alejandro Meran, il killer dei 2 poliziotti. È andato a casa sua dove Meran gli avrebbe fatto vedere 2 pistole e gli avrebbe parlato di droga e prostituzione. Lui è una persona che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno perché sa difendersi. E se vuoi ti faccio vedere come, e ha preso dal mobile del soggiorno alle spalle del tavolo, avvolto in un asciugamano, 2 pistole di color nero, ricordo questo, e quella scatola di caricatori. Mi ha messo un po' in panico, ma insomma dopo li ha messi subito via. Queste le parole di un triestino che ha conosciuto fra fine aprile e inizio maggio Alejandro Augusto Stefan Meran, il killer dei 2 poliziotti della questura di Trieste. Il dominicano aveva 2 pistole in casa, stando alle parole del triestino intervistato che lo ha conosciuto di persona per avergli venduto un telefono cellulare usato. Ma non è l'unica rivelazione shock di questa intervista. Mi ha detto se mi interessava ragazzine, perché avevano un giro di prostituzione, ragazzine giovani, mi procuravano una ragazzina, 2 ragazzine, mi sono rifiutato e allorché ho capito un momentino l'andazzo, sono andato un attimo in bagno, solo per sciacquarmi le mani, e comunque sulla lavatrice ho visto che c'era appoggiato un cucchiaio e una siringa di insulina. Da queste parole emergerebbe un quadro molto più completo sulla vita del killer dei 2 agenti, le armi, la prostituzione collegata a ragazze giovanissime ed elementi che potrebbero ricollegarlo al suo passato nel paese d'origine, come 3 fascicoli a suo carico per fatti collegati alla droga. Poi le sensazioni della persona intervistata che, pur sottolineando più volte l'atteggiamento da duro di Alejandro Meran e la sua necessità di radicarsi sul territorio con nuovi contatti a Trieste, non avrebbe mai palesato atteggiamenti riconducibili a un potenziale disagio psichico. Mi ha detto che comunque cercava, diciamo, più amicizie, conoscenze, visto che era arrivato da pochi giorni a Trieste, che la casa ce l'aveva da pochi giorni. Una persona normalissima, assolutamente non malata, non pazza, perché abbiamo fatto anche dei discorsi che gli faceva una persona normale, non una persona esaltata, non una persona con problemi psichici o di testa. Mi sono detto dove sono caduto, che casa sono venuto, però ho pensato appunto non mai più un assassino, ma un papone, quelli insomma che hanno questi giri qua. In provincia di Treviso adesso, con la tragedia che si è consumata a Guia di Valdobbiadene, un ciclista è finito contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. A perdere la vita Massimiliano Baro, 40enne di Maserata. È uscito fuori dalla sua corsia, questo è il problema, ed è andato a sbattere con la testa addirittura contro il fendinebbia della macchina, che è qui a questa altezza qui, quindi non si capisce come mai deve essere, può darsi che sia stato colpito anche da un infarto, da un malore, da un qualcosa, non si sa. Le parole di un residente che è subito accorso per aiutare il ciclista, una tragedia che si è consumata lungo via Madeana a Guia, poco prima delle 10:30, una strada questa frequentata dagli amanti delle 2 ruote, soprattutto durante il fine settimana, ed oggi Massimiliano Baro, 40 anni di Maserata, aveva deciso di fare un giro tra le colline del Prosecco, probabilmente stava rientrando quando in curva è forse scivolato, finendo contro la macchina di una coppia di bellunesi. Il ciclista scendeva giù da Combai e qui un'altra auto risaliva dalla sua corsia e questo qui ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere
prima per terra e poi addirittura contro la macchina. Sul posto sono arrivati gli uomini del SUAM 118 che hanno tentato l'impossibile per strappare il quarantenne dalla morte, ma Massimiliano non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate. La dinamica del drammatico incidente al vaglio della polizia stradale. Massimiliano faceva parte dell'associazione ciclistica UCS Ottavio Zuliani, era un commerciante ed abitava con la moglie a Maserada, una coppia molto conosciuta e stimata da tutta la comunità. Lui e la moglie organizzavano le feste per gli anniversari dei matrimoni. Era una bravissima persona, ci dicono, da sempre amante della bicicletta con la quale correva ogni settimana. Questa strada è tristemente nota per gli incidenti. Pochi anni fa un altro sinistro, un motociclista finì contro una corriera morendo sul colpo. La notizia della morte di Massimiliano ha raggiunto subito la parrocchia ed i cittadini, lasciando la comunità sotto shock. Adesso la storia di una 81enne sfrattata dall'appartamento in cui è nata e ha sempre vissuto, ma attorno all'anziana di Venezia si sta stringendo un'intera comunità. Una volta c'era pinto i negozi qua, se adesso che non c'è più niente, ma una volta avevamo un negozio del mangiare e adesso che non abbiamo più niente. Il dramma è che qui tra poco potrebbe non esserci più neanche lei, che in questa casa di Dorsoduro, una 50 di metri quadri al piano terra in Calle San Gregorio, c'è nata. Il contratto di locazione è scaduto il 28 febbraio ed ora Marcella, 81 anni, è sotto sfratto. La proprietaria dell'intero palazzo, una marchesa mantovana, intende rimettere a nuovo tutto lo stabile. Dovrei andare via, ma penso che mi assa perché bisogna che si vergogna prima che vada via, se meglio che mora. Attorno a Marcella si sta stringendo un'intera comunità, stufa di assistere all'esodo dei propri abitanti. Pubblicità. La celebre frase "una volta qui era tutta campagna" per Venezia si trasforma in "una volta qui era tutta città". A scomparire non sono gli edifici naturalmente, ma le persone, i negozi, in una parola il tessuto sociale, in un'incessante trasformazione turistica. La vita vera sopravvive a macchia di leopardo in chi come Marcella, quarta di 9 fratelli, in questa casa c'è nata e ci abita da sempre. Solo rancurato tutti i miei fratelli che erano piccoli. Per niente mia mamma così morta nel 74 mi ha chiesto scusa. Sì, perché mi va a toccare ancurarmi tutti i figli, né mia mamma, noi i miei. Io non sono sposata. Marcella non sa darsi pace, ha lavorato sempre come donna di servizio, vive con una pensione di 620 euro al mese, ma qui la conoscono e la vogliono aiutare tutti, non solo in questa vicenda ma anche nelle piccole necessità quotidiane di una signora che non è più giovanissima e deve arrangiarsi in una zona che non offre quasi più servizi ai residenti, negozi e farmacia non sono dietro l'angolo e tra un po' potrebbe mancare anche la casa. Ho lavorato sempre dappertutto, ho lavorato fino ai 78 anni. E dopo basta perché con sta gamba faccio fatica a stare in piedi, hai capito? Non è che faccia, io ho lavorato fino ai 78 anni, se 2 anni e mezzo che non lavoro più. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare della singolare iniziativa del comune padovano di Montegrotto Terme che ha deciso di aprire l'asilo nido comunale venerdì sera per consentire ai neogenitori di uscire. Una serata romantica, magari per una cenetta o per vedere un film al cinema. Spesso per i neogenitori nei primi anni di vita dei figli si tratta di un miraggio, di un vecchio ricordo. Si è troppo presi dall'organizzazione tra lavoro, pappe e pannolini che si dimentica il tempo per la vita di coppia. E così il comune di Montegrotto Terme ha deciso di pensare anche alle famiglie. L'idea è quella di aprire l'asilo nido comunale in notturna, appuntamento il venerdì sera da fine ottobre a fine luglio. Servizio, come dicevo prima, è totalmente gratuito per gli utenti del nostro micronido, questo anche per andare incontro ovviamente a chi non ha una capienza economica particolarmente importante, ma ovviamente quindi può usufruire del nostro servizio, oppure
per quelle persone che non hanno parenti a disposizione, considerato che oggi il mondo del lavoro è basato sulla mobilità e quindi tante volte sei costretto a spostarti. Chi non ha parenti che possano in qualche maniera aiutare le famiglie, qui trovano una sponda. Un'iniziativa che pensa sia all'aspetto economico, i genitori possono uscire senza costi extra, ma anche alla serenità familiare. Abbiamo anche fatto alcuni approfondimenti a livello sociologico, pedagogistico e psicologico e abbiamo visto che insomma i dati ci confortavano nell'andare avanti con questa iniziativa. Perché? Ma perché soprattutto noi sappiamo che un bambino cresce felice in un ambiente felice, in un contesto familiare anche felice, e quindi l'affettività genitoriale è una cosa molto importante. E mentre mamma e papà si rilassano in libera uscita, anche per i piccoli la serata non è da meno. I cancelli del nido, la casa dei folletti aprono alle 19:30, il servizio dura fino alle 23. C'è il momento dei giochi, la lettura delle favole, delle canzoncine, poi spuntino con latte e biscotti, cambio pannolino e pigiamino e poi tutti a nanna fino a quando mamma e papà non tornano, e così i sogni d'oro possono continuare nella culla a casa. A Belluno per la terza volta si celebrerà la giornata del dialogo interreligioso islamico-cristiano e per la prima volta l'iniziativa si estende anche fuori provincia. Belluno condivide con Pieve di Soligo la giornata del dialogo interreligioso che avrà luogo il 26 e 27 ottobre prossimi nel comune trevigiano, la cui comunità è stata scossa dal caso della denuncia dell'imam accusato di aver usato metodi violenti nei confronti di minori che frequentavano la scuola coranica del paese. Il dialogo fra le fedi, dice la consigliera comunale di maggioranza Valentina Lucchetta, deve prevalere sul pregiudizio. L'iniziativa del prossimo weekend, voluta dalla diocesi di Belluno-Feltre, dalla Federazione Islamica del Veneto, dal Movimento dei Focolari e dalla Comunità Islamica Bellunese, è già alla terza edizione. Nasce a Belluno da rapporti di buon vicinato, dice Don Giuseppe Bratti, delegato diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, che ricorda la storica marcia della pace dell'8 dicembre 2015, pochi giorni dopo il sanguinoso attentato al Bataclan di Parigi. Dal capoluogo dolomitico quel messaggio di pace è stato raccolto e ha superato i confini. Prima delle religioni ci siamo uomini, prima di tutto, quindi l'uomo è prima di tutto. Poi vengono le religioni in maniera di stare insieme con gli altri per fare un percorso unico. Il movimento dei focolari è stato il grembo in cui questo cammino è nato. Il negativo qualche volta provoca un grande positivo e c'è questo dialogo che è cominciato. Noi, la nostra idea, che viviamo insieme, è tutti fratelli uniti per la pace. Noi, spiega l'imam di Belluno, cerchiamo di far vedere che il dialogo tra noi è quotidiano e dopo 15 anni di cammino sta dando i suoi frutti. Eravamo un po' una comunità chiusa, no? Facciamo la nostra attività dentro, tra noi. Poi abbiamo visto, a un certo punto abbiamo visto che ci sono tanti ostacoli, soprattutto l'integrazione con l'altro, con la comunità italiana qua. Allora a quel momento abbiamo deciso di uscire fuori. Da 2 giorni offrirà spunti di riflessione e di dibattito, laboratori multietnici e esperienze di dialogo anche fra giovani. Molti giovani purtroppo si ritrovano senza strumenti, quindi appunto noi come giovani riteniamo che sia importante organizzare dialoghi interreligiosi. Siamo allo sport, basket, poche ore ormai dal fischio d'inizio di una gara attesissima per la De Longhi Treviso e i tifosi, il ritorno del derby contro Venezia. Mi ero augurato l'anno scorso, se vi ricordate, che fosse l'anno del Veneto, con la vittoria dello scudetto della Reger e il ritorno in noi in Serie A per poi vivere questo derby, ed è andata così e sono molto contento che possiamo giocarcela. A volte ritornano e se si tratta di derby è un ritorno da grandi attese. Treviso contro Venezia ed è inevitabile ritornare agli storici Benetton-Reyer dagli anni 80 in poi, fino all'ultimo scontro nel 2012 in un Palaverde che all'epoca era casa di entrambe le squadre. Era un momento particolare, Treviso si avviava all'addio dei Benetton, Venezia dopo anni bui si stava trasformando nella realtà che poi ha portato a 2 scudetti. E adesso il ritorno, ma la De Longhi e coach Menetti sanno che questa è tutta un'altra storia. Sarà un derby nuovo, ecco, mi piace, a parte che noi siamo nuovi, perché è inutile che, noi ci teniamo molto a questa nostra
identità nuova, il fatto che siamo qualcosa veramente di diverso da quello che era, ma non per dire no, ma gli altri avevano i soldi, noi abbiamo più soldi, no, però TVB credo che sia nato con una sua identità ben precisa, con una sua empatia ben precisa con l'ambiente, con il pubblico. Mi piace pensare che sia un derby completamente nuovo. Venezia reduce dalla vittoria schiacciante su Cantù e poi in Europa, Treviso invece dall'occasione persa contro la Fortitudo. Ancora fuori Imbrò e Alviti, Menetti che le sue intensità e carattere per 40 minuti contro i campioni d'Italia. Hanno un mix tra giocatori, staff e società che è stato nettamente il più vincente degli ultimi 5 anni. È stato un mix vincente perché vince 2 scudetti in 3 anni e comunque negli ultimi 5 anni loro sono sempre arrivati nelle 4. Nulla è impossibile, fa capire Menetti, e tanto per ricordare quell'ultimo derby al Palaverde lo vinse Treviso. Da nostra parte non servirà una giornata, una serata, una notte magica, ma stavolta serve veramente una notte indimenticabile. Ecco, questo. È tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona domenica a tutti. Benvenuti al Meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo generalmente asciutto, anche se non si esclude qualche fenomeno. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto in prevalenza sarà soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per occasionali annuvolamenti sui rilievi, dove sarà possibile anche qualche piovasco in giornata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti tra i 19 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con occasionali acquazzoni sui monti, vedete, mentre altrove sarà asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 20 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche piovasco sparso, tuttavia alternato a spazi maggiormente asciutti e soleggiati. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 17 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.